Effettivamente c'era un'attività in corso preventiva e conoscitiva da parte del commissariato che ci ha agevolato tantissimo, perché nell'arco di poche ore ha avuto gli elementi che sono stati descritti, quindi siamo riusciti a individuare il nome e il responsabile della persona e quindi sottoporlo subito a fermo di polizia giudiziaria. C'è stato prima un colpo assestato con le mani e successivamente anche un colpo assestato con il piede che purtroppo ha provocato danni ingenti alla vittima. È un soggetto che è all'inizio di un percorso in cui insomma, la sua pericolosità dal punto di vista criminale è del tutto embrionale, che però purtroppo diciamo, si è espressa in modo così violento e improvviso ai danni del ragazzo che ne è stato vittima. Allora, i controlli che erano già in corso, sono stati già disposti, proseguiranno anche nei prossimi giorni e con l'intento di limitare e se possibile eradicare il fenomeno con tutte le disponibilità, tutti i mezzi, gli strumenti normativi che avremo a disposizione, quindi dal punto di vista delle misure di prevenzione e di altro genere, oltre che con il controllo, con la dissuasione effettuata alla presenza di personale sul territorio. Le indagini stanno continuando sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso e che quindi non escludiamo che ci possano essere ulteriori sviluppi che possono anche delimitare la corresponsabilità di altre persone in questo gesto. Grazie alle capacità investigative degli uomini della squadra mobile del commissariato di Conegliano abbiamo risolto velocemente il caso ricostruendo la dinamica dei fatti. E in questa ricostruzione, in questa attività di indagine è stata preziosissima la collaborazione di numerosi cittadini che anche spontaneamente si sono rivolti presso il nostro commissariato di pubblica sicurezza in Conegliano per fornire un contributo testimoniale fondamentale all'individuazione dell'autore del fatto grave e successivamente a indicare elementi che ci hanno permesso poi di fare chiarezza sull'intera vicenda. In questo momento la collaborazione dei cittadini è stata particolarmente preziosa anche per ricostruire gli ambienti all'interno dei quali si è sviluppata questa drammatica vicenda e che ha preso spunto da un lavoro di prevenzione che è stato fatto dagli uomini della Polizia di Stato in modo particolarmente puntuale e lungimirante.